Signora, lei è stata richiamata per venire di fretta in furia a scuola per riprendere suo nipote. Che cosa è successo? Ero andando nella zona dell'Itria, mi è arrivata una chiamata che è caduto un pezzo di tetto, non lo so perché poi una si agita, e di venire a prendere i bambini visto che mia sorella non c'era. Sono arrivato, ho preso il bambino, me lo stavo portando sinceramente dal dottore perché era tremante, piangeva. Ho incontrato il signor sindaco che è entrato giusto giusto mentre uscivo e gli ho detto, sì, un pochino agitata, sinceramente gli ho detto: sindaco, ringraziamo Dio che non è successo niente di grave. E mi ha risposto: sinceramente non mi sento di ripetere la parola perché lo sentiranno pure i bambini. No. Aveva il bambino per la mano, io ho un bambino di 9 anni, mi ha detto che lui, che KZZO, non c'entra niente, cioè lui non c'entra. Ora vorrei capire da chi siamo rappresentati. La scuola è frequentata da bambini, scuola elementare, scuola materna. E sti bambini, allora scusate, prima di riaprire una scuola non si controlla, non si testa, non ci vuole un certificato che dice che i bambini possono entrare. Se il sindaco mi risponde che a lui non c'entra un K, lo ripete lui se è capace, a questo punto non lo so a chi rivolgersi.